La Fortitudo Agrigento è la prima e forse unica società di basket in Italia a fare un'operazione solidale del genere. Quanto è importante, quanto è stato difficile organizzarla? Diciamo che come società ci siamo sempre contraddistinti dalle altre, diciamo durante il Covid già avevamo fatto una raccolta per aiutare i nostri concittadini attraverso la Fondazione Agire Insieme e sempre la Moncada Energy. Oggi ci ritroviamo a fare effettivamente quello che facciamo ogni giorno, giocare di squadra ed aiutare soprattutto persone con cui collaboriamo quotidianamente, essendo che ormai siamo tutti globalizzati, quindi siamo tutti cittadini nel mondo e ci sentiamo in dovere di farlo. Quindi per noi è semplicemente una partita da vincere insieme. La destinazione qual è? La destinazione innanzitutto è quella di aiutare il più possibile qua da noi queste persone e sperare che la guerra finisca il prima possibile ed aiutarli poi successivamente nel loro territorio. Destinazione Polonia quindi, e poi l'autobus carico di beni? Sì, allora la destinazione arriviamo in Polonia, dopo successivamente scarichiamo tutto il materiale lì e faremo un controllo della documentazione dei ragazzi ucraini che verranno qua da Agrigento. Ci sono già diverse famiglie che si sono rese disponibili per ospitare le donne e i bambini che arriveranno, dove non ci sarà, dove ci sarà lo scoperto, diciamo, sarà a spesa della Fortitudo e della Moncada Energy trovare un alloggio e vitto. Un'operazione solidale importante, quella della Moncada Energy Group e della Fortitudo Agrigento, parte il primo pullman per la Polonia. Sì, sicuramente è un atto che ci viene sicuramente dal cuore, è qualcosa che materialmente abbiamo fatto anche nel passato ed è una goccia nel deserto in merito a a quello che sta succedendo in quell'area e a quella popolazione. Sicuramente ci sentivamo di doverlo fare e lo abbiamo fatto. Il popolo agrigentino, siciliano ha risposto bene, una raccolta molto ampia. Devo essere sincero, inizialmente è partita un pochettino freddina la raccolta, però poi ho visto che si è molto, incrementata in maniera veloce e questo mi ha fatto sicuramente piacere e anche emozionare non da poco. Devo ringraziare anche, come dicevo, il sindaco di Realmonte, non so se è stato lui il promotore o associazione dell'area, che materialmente ci hanno mandato un bel po' di merce ieri durante la partita. È stato veramente la chiusura di questa raccolta che è stata veramente proficua, ecco.